Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Salotto di Mao. Allora, signore e signori, benvenuti al salotto, facciamo un applauso qui. Questa sera siamo al Podiciotto per questo nostro podcast e devo dire che ho una puntata come se fossi a MTV, perché ci sono veramente due cantautori diciamo di quelli attuali sulla cresta dell'onda. Adesso fra poco ve li presento. Vi ricordo che i nostri podcast chiaramente sono disponibili su Spotify, su tutte le piattaforme, quelle Apple Music, ma soprattutto anche sul sito di cortocorto.it. Allora, cominciamo subito. Questa sera ho al mio fianco un cantautore col quale diciamo ci eravamo già incontrati un po' di tempo fa, poi c'è stata una parentesi in un altro continente, poi è tornato diciamo nel nostro continente, ma signori e signori, al di là dei continenti, intercontinentale, voglio dire incontinenti, non in continenti, però vorrei un grande applauso per il nostro Esma. Welcome Esma. Grazie Mao. Allora, buonasera amici e amiche. Benvenuto qui. Stasera tra l'altro sei solo con la chitarra, ma perché del resto tu solo con la chitarra hai cominciato e quella diciamo è sempre stata la tua parte forte. Direi però, che è la soluzione per far sentire l'anima, per sentirla, contattarla. Sì. Per quello che insomma hai comunque dentro da sempre, perché insomma io mi ricordo di te giovanissimo quando facciamo, perché ormai il salotto sono un paio di 3-4 lustri che lo facciamo, quindi diciamo eri venuto un po' di tempo fa. Voglio ricordare un aneddoto che tu però non ricorderai, quindi è un buon modo per farti tornare indietro, back in time, a un circolo, qualche cosa tipo centro giovani di via Gaidano, giù di lì vicino Roccafranca, quella zona lì, e tu facevi un laboratorio. Sì. E io venni a portarti una mia demo di una band mia vecchissima, perché ero pazzo di Stringimi, di Satelliti, di quei brani lì. Mi fa piacere, questa cosa mi fa piacere, perché speravo ti facesse piacere. Mi fa tanto quel piacere. giorno non c'eri e il mio demo rimase in tasca. Tipico, perché poi da giovane ero così, ero un po' più sfaccendato, poi con l'età ho messo un po' più la testa a posto, lo posso dire tranquillamente, anche gente che mi conosce lo sa, dice ma non pensavo che poi crescendo saresti riuscito per dire a fare delle cose. Comunque a parte i fatti miei che per me rimani sarai sempre il Gigi Meroni del cantautorato torinese, non solo torinese, bellissimo italiano. Un bellissimo complimento. Adesso mi c'è anche una decisa somiglianza estetica. Adesso mi prendo una gallina, la porto anch'io a spasso come faceva lui giustamente, così è vero. Allora senti Esma, io giusto così per dare due note biografiche, ma anche per dare un po' velocemente così un affresco del personaggio che sei, volevo semplicemente raccontare che è vera questa cosa qui. Tu per un certo periodo della tua vita hai cambiato diciamo vita, hai cambiato continente, sei andato, dove sei andato? In Australia. Sì. Poi lì insomma che musica c'è tra l'altro in Australia? Che giro c'è in Australia? Si suona? Com'è? Si suona bene, soprattutto cioè questo ti parlo di pre-pandemenza, pre-Covid. Sì, perché poi lì è stato durissimo. Lì non c'ero per fortuna, perché sennò le siringhe piovevano dal cielo come la neve stasera. No. No, è stato 2014-15, no, 2014-15 e quasi 16, 2 anni e 3 mesi, dove con un visto da turista ho poi iniziato a suonare in strada perché non potevo fare altri lavori. È capitato così, tutto seguendo il destino, la vita, i sentimenti, le storie d'amore, le esperienze che mi si dipanavano di fronte. Trovandomi lì all'ostello, un ragazzo albanese mi disse, che faceva il muratore, lavorava nel construction, ma perché non suoni in strada visto che strimpellando nell'ostello? Mi fa, sei bravo, adesso suonare, la gente fa i soldi. Face, sì, figurati fai i soldi con suonare in strada. Cioè, immaginavo i mariachi, sai, quelli in via Garibaldi, 3 monetine, se già sei contento. No, invece poi è stata un'escalation di guadagni, anche di soddisfazioni, quindi guadagni interiori e anche esteriori di profitti. Certo, immagino. Impensabile, ecco, per la mia esperienza pregressa, non avrei mai pensato di guadagnare
dei soldi, di poter sopravvivere soltanto di musica. No, ma si può fare, è chiaro che poi non ti danno la pensione così, però diciamo, si può fare. Effettivamente sì. Allora, senti, però, tornando invece, poi sei tornato qui in Italia. Vorrei farti io una domanda, ma perché secondo te la nostra musica deve finire su delle piattaforme? Guarda, ma perché non un bel balconcino, ma perché un secondo bel me fondo schiena, girovita, perché non possiamo essere distribuiti da delle alte forme ma io vibranti? credo che debbano finire su delle piattaforme, proprio perché quelli che gestiscono il music biz sono dei terapiattisti, capito? Secondo me alla fine verrà fuori sta avrebbero cosa. qualcosa da dire oltre che i profitti. Senti, però io invece vorrevo parlare invece della tua produzione, che ultimamente si è snocciolata in una serie di singoli che sono venuti fuori negli ultimi anni, devo dire tutti con una produzione molto figa, molto pop, molto accattivante. Però noi abbiamo questa sera il privilegio di sentirli, diciamo, in maniera così cruda, come si direbbe, diciamo in inglese raw, una roba proprio così bella cruda, perché li sentiamo soltanto chitarra e voce, ma vedrete che comunque l'anima della canzone non cambia. E io l'ultimo singolo che adesso è uscito, c'è anche un videoclip, tra l'altro è uscito da pochissimo, credo da qualche settimana. 2 settimane. Da 2 settimane, si intitola Intonaco. Ed è una canzone veramente, come dire, molto accattivante. Adesso tu hai voglia di farcela sentire così live, soltanto chitarra e voce? Molto volentieri. E allora, signori e signori, ce l'abbiamo qui, Esma, solo per noi, chitarra e voce, Intonaco. I feel like summer. Siamo palloncini pieni di sentimenti in un mondo pieno di spille. Tutti corrono dietro un Black Friday, tu mi canti a cappella Bob Marley. Ti piacciono le cuffie con il jack, quanto ti arrabbi se ti parlo di cloud. Il mare è mosso, sono all'osso. Domani poi vediamo se domani poi finiamo, mentre ti sporchi le mani d'intonaco. Così bello come te, che te ne freghi del mainstream. Ti piace USB? Ti piace USB? Fra le cartoline e tu che parli con la gente, mi godo gli ultimi giorni così. Mi fotto di paura a tornare su in pianura, l'odore di smog e tu in spiaggia che ti fai falò. Il mare è mosso, sono all'osso. Domani poi vediamo se domani poi finiamo, mentre ti sporchi le mani d'intonaco. E così bello come te, che te ne freghi del mainstream. Mi chiami amore ma sembri un politico, i tuoi schiaffi in faccia mi crescono. È troppo bello ma sembra un sogno lucido, e te ne freghi del mainstream. Mi chiami amore ma sembri un politico, i tuoi schiaffi in faccia mi crescono. È troppo bello ma sembra un sogno lucido, e te ne freghi del mainstream, perché ti piace USB. E te ne freghi del wifi, che te ne frega del wifi, che te ne frega dai. Il mare è mosso, il mare è mosso, il mare è mosso, e te ne freghi del wifi. Siamo palloncini in un mondo pieno di spille, e tu che canti Bob Marley.
Yeah. Questa era siamo palloncini in un mondo di spiriti, diciamo, quindi siamo un attimo che scoppiamo qua, siamo Sì, abbastanza... ci espandiamo facilmente, sai, in base a suggestioni, interpretazioni di quello che è l'esterno, questo chiamiamolo insieme di come si chiamano? Aspetta, come cacchio? Concause, no? Come si No, sì, sono tutte quante ologrammi. Ologrammi. Piene di sentimenti, siamo beh, certo, tu dici entri già in quella roba lì che siamo praticamente un sogno, quel viaggio lì. E poi pam! E poi ogni tanto Agenzia delle Entrate. e lì giù a terra arriva l'incubo. È chiaro, c'è questa la botta. multa che non ho pagato il parcheggio. Se sono botte che ti fanno scendere immediatamente a terra, tu dici, è lì che scoppia il squinzia palloncino. che non ha letto il messaggio. È chiaro. Ho capito di cosa stai parlando. Quelle robe lì. E ho capito, infatti questa qui diciamo è l'ultimo singolo, lo ricordo appena uscito, ma... Il dottore che le dice che le analisi non vanno bene. Beh, ma lì lo sai che ormai anche quello è un business, devi stare attento a quello che ti dicono, devi prenderla sempre con le pinze. Ho aperto un capitolo spigoloso. Allora, senti, abbiamo, come dicevo, ci sono una serie di singoli che sono usciti perché mi stavi raccontando anche da un punto di vista diciamo discografico è tutta una fase diciamo in evoluzione. Hai fatto diciamo un po' di singoli con un'etichetta, un po' di autoproduzioni, un po' di pubblicazioni con anche net label, poi vari tentativi. Sono soddisfatto della qualità raggiunta degli arrangiamenti, della produzione per quanto riguarda ciò che è esterno a me, e non ero tanto soddisfatto di come venivano comunicate queste canzoni sia da me stesso che da chi mi circondava, quindi proprio perché mi prendo responsabilità delle cose ho capito che dovevo studiare meglio che cosa volevo. Cioè hai aperto come dire un aspetto delicato di quelli che sono gli artisti contemporanei, cioè nel senso non basta soltanto registrarla bene, poi bisogna trovare anche diciamo un ufficio stampa, una maniera di comunicare, di entrare in queste, ormai esistono soltanto più neanche le classifiche, le playlist, se entri in una di queste playlist a quel punto si muovono diciamo poi, no. Anche proprio il fatto di continuare a incappare in speculatori di sogni, cioè trovo che questo nodo karmico mi ha seguito per diversi anni, cioè quello proprio di, nonostante io intuissi, cioè sapessi, però ci caschi lo stesso, perché il tuo sogno di voler arrivare da qualche parte, di far arrivare la tua musica, ti fa chiudere gli occhi a prosciutto su delle realtà che ti stanno per inculare, scusatemi il termine, no? Quindi si puzzava di mezza inculata e tu hai detto va bene, per la musica la faccio lo stesso. Adesso penso di aver imparato la lezione, di non cadere più in questa illusione, diciamo. Sì, poi essere maturato, mettiamolo così. Cioè, ci sono poi situazioni che ti tengono inchiodato lì anche inchiodato, sì, ma poi non sono nel primo né nell'ultimo, ci sono anche tra i big c'è gente che ha dovuto liberarsi a fatica da contratti capestri. Anche Tiziano Ferro ha avuto problemi, adesso poi chiediamo anche a lui che è informato sulle robe dei big, dai. Allora, senti, ma c'è quest'anima, come dire, dopo mi dai qualche consulenza per favore. Questa sì, a tutti, per favore. Anzi, io chiedo a Liedi se mi vuole fare da post manager, ma poi esatto. Che mi filtri il manager in catena come gli effetti. Sì, lo metti in catena come fosse diciamo l'ultimo effetto, come il compressore, no? Alla fine. Allora senti, questa canzone qui che abbiamo sentito di Intonaco aveva una matrice molto molto soul. Adesso come prossimo brano che cosa ci fai ascoltare? Vorrei farvi sentire Zucchero a velo. Zucchero a velo, che è quella che abbiamo provato prima, sì, che suonavo pure io, e allora suoniamolo insieme, questa facciamo una jam session. Signore e signori, ce l'abbiamo qui, il nostro Esma, questa è Zucchero a velo qui al Salotto. 1, 2, 3, 4. Liquido per gli iniettori, mentre su Italia uno c'è le guori. Gioco il tuo ambo secco su Milano, che se poi vinco ti offrirò un cubano. Sì, tu sei la pizza quella sottile,
Tu sei tutto l'anno ma avvisa stili. Se terremoto visto dal divano. Siamo annoiati ma con i giga illimitati. Sì, sembri un Caravaggio. Se il 1° maggio sei tu il passaggio segreto. Passaggio segreto, il mio passaggio segreto. Sei l'ultimo litro di benzina. Sei confine con la Palestina. Sei un attentato al cervello. Sei carta vetro, un passo indietro, zucchero a velo. Cade il sipario. Resto precario. Sembriamo pesci nello stesso acquario. Stesso calvario, non ci abbiamo un salario. Sì, vinciamo l'Oscar come due attori. La situazione è critica per i neuroni. Sembriamo fuori come balconi, ma davanti al mare. E sembri un gol di Baggio. Sembri un miraggio. Se tu il passaggio segreto. Il mio passaggio segreto. Sei l'ultimo litro di benzina. Tu sei il confine con la Palestina. Sei un attentato al cervello. Tu sei carta vetro, un passo indietro, zucchero a velo. Sei carta vetro, zucchero a velo. Un passo indietro, zucchero a velo. Passo indietro, zucchero a velo. Un passo indietro, zucchero a velo. Yeah, questa era Grazie. Zucchero a velo. Ho così. realizzato un altro sogno, quindi ma vuol è dire che figata. sto crescendo. È una Ma ho figata. suonato con me. È una Grazie. figata, ho fatto un pedalino, cosa vuoi che sia, grande. Ti ho messo in catena come un pedalino? L'hai messo in catena come esatto, quello che voleva fare, che volevi fare poi con Liede, l'hai fatto subito Esatto, con me. esatto. Ma vedrai che sta pedaliera che ti fai stasera è una roba da metallaro. Metti giù una sequenza di situazioni. Allora, ma così Un memory man. esplorando un attimo prima di tornare all'attualità, ma tu diciamo hai mai militato in band diciamo che ne so, metal, grunge, hai mai avuto che genere Sì, facevi? sia grunge che new metal. Anche new metal, ti sei addentrato nel new Sì, metal, sì, sì. però eri giovane col new metal, Sì. eri giovane, invece Sì, il sì. grunge è una roba che ti sei portato dietro un po' di più. Grunge penso mi abbia segnato parecchio. Quegli anni dove decisi che mi sarebbe piaciuto scrivere canzoni per vincere anche un po' la timidezza. Ero un bambino molto post-cattolico, un ragazzino molto casa e chiesa, diciamo. Sì, tra come si virgolette. direbbe adesso, Casa e diciamo, cascina, vedendo, casa e sì. cascina più che chiesa. Però a me è piaciuto tantissimo un album che è stato ponte tra il background pop delle cose che ascoltavano i miei viaggiando in casa, mia madre mentre stirava correggeva i compiti, quindi Venditti, Dalla, le di Roma, quindi tanta scuola romana, bla bla bla. E quello che mi ha messo in contatto, in ponte, che si poteva fare canzone diciamo italiana ma un po' più rockettare, è stato Grignani con La fabbrica di plastica. Ah, il grande Gianluca, vedi? Quell'album lì mi ha fatto dire vorrei fare delle cose così. In effetti Grignani è Era il stato 96. no, presente, me lo ricordo perché diciamo ero nel Music Beats all'epoca. Grignani era proprio, cioè, capito, come dire Vasco Rossi praticamente. Esatto, sarebbe dovuto diventare quello. Sarebbe dovuto diventare quello, e giustamente ha fatto un album, hai detto bene, La fabbrica di plastica, è stato poi in realtà poi la Con sua Mario Riso alla batteria. un discone esagerato con degli arrangiamenti Bellissimo, pazzeschi. tra come si chiama, Pablone dei Radiohead. C'erano diverse influenze sia grunge che rock britannico in quel disco.
Sì, sì, e poi Grignani, diciamo, anche lui un attimo si è scomparso, poi è riapparso, però Sì, ecco, diciamo un po'. che è gonfiato. È gonfiato un po', purtroppo sì, a volte. Ha fatto qualche minchiata con la giustizia, ma chi non l'ha fatta, ecco, voglio dire. Ma diciamo che esatto, ha avuto qualche problema, ma insomma, ancora lì adesso ogni tanto fa qualche comparsata, però Peccato. resta il fatto che ha scritto comunque dei pezzoni. Quel disco lì gli è costato un po' la ghiandola pineale, insomma, gli ha tagliato un po' la testa. Evidentemente sì, doveva essere il disco del botto, ma è stato un botto purtroppo, Esatto, diciamo, non depressione. Esatto, non proprio quel botto lì. Comunque, torniamo alle cose simpatiche. Allora, torniamo Scusate, adesso ho aperto questa parentesi io ho triste, visto sofferente qui che, del insomma, cantautorato. così, snocciolando un po' tra i titoli delle cose che ha fatto uscire negli ultimi 2 anni, c'era una canzone che si chiamava Baudelaire, Sì. poi c'era una canzone che si chiamava Le cose belle, che è uscita invece da poco. Precedente a quest'ultimo intonaco, sì. Quest'estate, la scorsa estate, scusate. E in mezzo, diciamo, c'era ancora un altro brano che si chiamava Apollo. Apollo 13. Apollo 13, però era 2023, è andato oggi, perché 2 anni Sì. fa, un anno fa. Diciamo. Un anno scorso, 2 anni fa, sì. Sono tutti singoli. Quando pensi poi di fare, diciamo, mettere insieme una. Ci penso spesso, poi quando mi confronto con le realtà con cui collaboro mi dicono no, non conviene tanto uscire come disco, fai uscire singoli. Onestamente sto pensando di farlo da un po' e ne ho anche le canzoni pronte a tiro, e il titolo che voglio dare a quest'album, sto cercando in tutti i modi di farlo uscire, anche se mi continuano a chiedere di uscire come singoli, bla bla bla, e il titolo è Passaggio segreto. Passaggio segreto. Vorrei, il mio sogno è fare questo disco innanzitutto, di almeno 10-12 tracce, chiamarlo Passaggio segreto perché c'è un preciso motivo e anche o anche, diciamo, non ti dico un concept perché sarebbe ruffiano, ma vorrei proprio fare quel passaggio lì, no? Quindi trovare la via più veloce per risvegliare qualcosa quando trovi che c'è bisogno di un'accelerazione, no? Come la corsia d'emergenza in autostrada quando arriva l'ambulanza, quella roba lì. Il passaggio segreto è quella salvezza che ti dà la freschezza, Io, ma come il cuore, e poi soprattutto riuscire a usarlo per bene, non solo come battito del sangue, pulsazione, ionizzazione delle cellule, avere quel passaggio lì, cioè riuscire a filtrare le cose con un cuore elevato, ma guarda, non meschino che controlla in maniera egoica. Adesso, diciamo, rimanendo un po' più terra comunque sono d'accordo con te sul fatto di fare comunque un disco, mettere 10-12 canzoni ci sta, perché che te ne dicano di fare solo singoli, fai uscire un disco, perché è un'altra roba, insomma, in qualche modo da lì arriviamo. Allora, senti, a proposito di dischi, adesso non sentiamo, diciamo, Passaggio segreto, perché non è ancora, no, ma non è un consiglio, era dello spronare, esatto. Perché esatto. io lo sto facendo, quindi figurati. Come lo chiamerai? Come lo chiami? Acquario. Ma dai, Acquario, se lo diciamo così, acquario, una cosa così, diciamo, acquatica, acquario. Ma insomma, adesso non parliamo della mia. L'altro ieri notte Plutone è uscito da Capricorno, è entrato nell'acquario per i prossimi 256 anni. Sì. Quindi direi che è il momento che devi pubblicarlo. Siamo entrati, diciamo, c'ho tempo per pubblicarlo, però diciamo, pensavo di fare un po' prima, ecco. Ormai ci siamo, è il momento giusto. Allora, senti, facciamo quel reggae simpatico. Facciamo un reggae per salutarci. Come si intitola questo reggae? Si intitola Latte di soia, sarà il prossimo singolo, uscire il 6 dicembre. Abbiamo, diciamo, un'anteprima tra qualche settimana, tra 10 giorni, esatto. Praticamente sarà fuori. Allora, latte di soia perché siamo intolleranti. Esatto, siamo molto intolleranti. Siamo messi male. E quindi c'è da fare un reggae e cantare. Un reggaeton qui con Esma al salotto. E bevo latte di soia, che forse batto la noia, perché è così che sto fingendo che è stata solo una storia. E non si muore dentro solo quando smetti di respirare, ma quando ti nascondi dietro un dito non vuoi riprovare. E non lascia anche la paura, ci controlli le mani. Accetto il fatto che tu non ci sei. Guardo il tramonto dal golfo del Bombay. Siamo barili sulle onde, siamo petali nella tempesta. Siamo i semi che bucano la terra, siamo quei ritornelli che si appiccicano in testa. Accetto il fatto che tu non ci sei più.
Guardo il tramonto dal golfo di Bombay. Guardo il tramonto e un sorso d'acqua di fonte. Tu chiedi la pena di morte perché sei un cancro di ascendente. Tu sei Scorpione. Ora che la luna è entrata su di Urano, mi manca che mi prendi per mano. Siamo oberati dai contenuti e spaventati dagli starnuti. Accetto il fatto che tu non ci sei. L'ultimo bacio da un dolore così dolce, l'ultimo giro in giostre e dopo partirei. Siamo barili sulle onde, siamo petali nella tempesta. Siamo semi che bucano la terra, siamo quei ritornelli che si appiccicano in testa. E accetto il fatto che tu non ci sei più. Già, e tu non ci sei più. Non ci sei più. Che tu non ci sei più. Che tu non ci sei più. Perché accetto il fatto che tu non ci sei più. Siamo barili sulle onde, siamo petali nella tempesta. Siamo i semi che bucano la terra, siamo quei ritornelli che si appiccicano in testa. Oh yeah. Grazie Mauro, mille, dell'ospitalità. grazie A Esma. tutti voi di essere qui. È un grosso in bocca al lupo per diciamo i tuoi prossimi Crepi, lavori. grazie. Grazie veramente di esserci venuto a trovare. E grazie di aver suonato, mi ha fatto davvero È piacere. stato un piacere per me, è la Gensation, è il sale diciamo del musicista. Thank you very much, grazie mille ad Esma. E a questo punto diciamo così con la velocità così puoi staccare, ho già chiuso tutto e chiamo qui sul palco invece il prossimo ospite. Il salotto di Mao.